nella quale ritrovare gli stessi livelli di accoglienza, prossimità, velocità, risposta, qualità dei bisogni, rischia di essere un filone che, se capito nell'azienda giusta, con la persona giusta, vivo un momento importante, poi ritorno nella mia comunità e non ho servizi, non ho qualità. Lo dirò nella chiusura, ma per noi non è importante avere la fortuna di avere una buona professione, un buon reddito, adesso un ambiente che ti aiuta a conciliare vita e lavoro, se la tua comunità, dove amministri e sei giovane, non ti porta allo stesso livello, alla stessa capacità di tenere insieme il rispetto delle persone, esperienze di vita. Carlo. Grazie Giovanni, buongiorno a tutti. Io ammetto che sono un po' contrariato, dico a Giovanni, gli accordi non erano che parlassi io dopo il nostro senatore. Anzi, io mi sono scritto qua. Io mi sono scritto sabotaggio, perché per quanto mi riguarda, dopo Paolo Giaretta è evidente, posso solo definire che si fa una brutta figura. Ma in realtà, passatemi la battuta, io invece parlo serenamente perché vi guardo e mi sento estremamente a mio agio in questa sala ricca di persone straordinarie che oggi hanno preferito al mare e tanti impegni familiari essere qui con noi a ragionare del nostro territorio. Perché mi trovo a mio agio? Con tanti di voi ho fatto un percorso, con tanti altri che sono qui a tavolo, penso alla Stella Gelmini con cui abbiamo condiviso un partito. Io lì ero giovanissimo, ma io ricordo che quando lei era segretaria coordinatrice della Regione Lombardia e io ero segretario dei giovani di Forza Italia del Veneto, abbiamo fatto un weekend più o meno in questo periodo al Lago di Garda, ti ricordi, Lombardia e Veneto, che è stato straordinario, dove un gruppo di Padova poi si è radicato, venne anche il presidente, e quindi trovo al mio fianco Stella, e questa cosa mi mette a mio agio. Dall'altra parte, Paolo, avete già capito l'amicizia che mi lega e la cultura di una mia candidatura a consigliere comunale, che poi trova in persone della profondità della natura di Paolo un posto a cui chiedere delle domande, sebbene lui venga da un percorso diverso dal mio. È intervenuta il nostro assessore Margherita Cera, che sorrido, che ha portato i saluti del sindaco, ma forse potrebbe anche lei aggiungere molto a questa conversazione. Ho visto chi rappresenta quest'area in consiglio comunale, il nostro Bruno Cacciavillani, sapete, il consigliere comunale più votato di Padova, uomo del civismo, con Margherita